Ippogroup Cesenate augura il benvenuto all'Ippodromo Arcoveggio. Alle ore 13:30 partirà la prima corsa della 26esima riunione, delegata e controllata da MIPAF, che ha nominato la giuria così composta. Presidente signor Stefano Marzialetti, componenti signor Mario Zacconi e signor Pierantonio Rossi, starter signor Fabio Caiti. Attenzione, comunicato ritiro cavalli. Nella terza corsa il numero 6 Bolero di Poggio non corre. Nella quarta corsa il numero 7 Wisconsin's Vol non corre. Nella quinta corsa il numero 7 Camellia Griff e il numero 12 Cashbank Bigi non corrono. Nella sesta corsa il numero 4 Tamure Rock e il numero 7 Aramis e K non corrono. Attenzione, comunicato variazione di ferratura. Nella prima corsa il numero 1, Tresor ZS, corre senza ferri anteriori.
bolognese che oggi disputa, lo ricordiamo, il Gran Premio d'Italia, in due prove, quella riservata ai maschi e l'altra riservata alle femmine. Abbiamo in collegamento Giulio Luppi, che lo vedo in diretta, lo vado a salutare. Giulio, ben trovato, buona domenica, buon pomeriggio. Sì, grazie, buona domenica anche a voi. Allora Giulio, maratona sui 2460-2480, la sensazione che chi venga da dietro possa, come dire, aspirare a qualcosa di importante, in modo particolare Zarevic e Blessed. Che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Sì, sono d'accordo, è una gara sui 3 giri di pista, quindi che dovrebbe favorire in linea teorica i cavalli dietro perché hanno più tempo naturalmente per recuperare il gap. E quindi Zarevic Blessed secondo me è appunto il cavallo favorito, il cavallo da battere. Se dà la sua linea migliore penso che sia un favorito anche abbastanza ovvio. Sempre allo suo nastro c'è Victor Trio, che mi sembra il secondo cavallo, nel senso che è un altro soggetto abituato a correre in questo tipo di schemi, che sa girare solitamente svelto, sollecito con i nastri e quindi può fare la sua figura, non teme la distanza. Davanti non c'è un granché, a parte Van Helsing Font, che ecco, potrebbe essere la sorpresa della corsa, perché è un soggetto che è vero che ultimamente ha reso meno di quanto non sia il suo effettivo potenziale, però è anche un cavallo alterno, un cavallo giornaliero, e quindi se trova la giornata giusta è sicuramente il cavallo che allo start può impensierire i penalizzati. Comunque è un pezzo che non sta rendendo al meglio, quindi bisogna vedere oggi come si trova, come sarà, insomma. Gli altri due mi sembrano abbastanza trascurabili, Tresor ZS e Vaclav Lux, perlomeno per il discorso vittoria, insomma, il piazzamento forse alla portata, ma è lo stesso dicasi per Vasti di Poggio e Anni Pan, che stanno correndo discretamente, ma sicuramente Zarevic Blessed e Victor Trio sono cavalli che hanno qualcosa di più, quindi io starei con l'allievo di Roberto Vecchione e Holger Ellerz, Zarevic Blessed, che mi sembra che abbia tutte le carte in regole per essere protagonista in questa prima corsa dell'Arcoveggio. Molto molto bene Giulio, 30 secondi alla partenza, ti lasciamo quindi per il campo, tra poco ascolteremo in diretta la tua cronaca, dopo. Tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 9 maggio. Oggi Italia, divisione maschile e femminile. Prima corsa invece sulla maratona dei tre nastri. TS Vaclav Lux e Van Helsing Font allo start, Vasti di Poggio, Anni Pan, Victor Trio, Zarevic Blessed a 20 metri, linea allo start. Segnale con... no, niente da fare. Primo segnale annullato, tutto da rifare.
Questa volta valido il segnale con Václav Lux che si porta a condurre, ma presto è attaccato da Van Helsing Font che ottiene in breve strada terza posizione per Tresor ZS, mentre più indietro i penalizzati cappeggiati da Vasti di Poggio. Tanto va via di buona lena il leader, 15-2 i primi 200, Van Helsing Font in vantaggio, prende una decina di metri di margine nei confronti di Václav Lux e Tresor ZS, il quarto iniziale in 30-1 per Van Helsing Font che continua a guidare con una quindicina di metri di margine sui rivali, mentre all'esterno cerca di farsi gradualmente luce Zarevic Blessed che dopo 600 metri in 46,3 arriva a ridosso di Václav Lux, mentre è sempre Van Helsing Font a fare l'andatura, Zarevic Blessed gradualmente arriva a ridosso dei primi, intanto gli 800 in 1-1-9 si attacca la curva che porterà al completamento del chilometro, conduce Van Helsing Font, seconda posizione per Václav Lux davanti a Tresor ZS, Zarevic Blessed percorsi esterni, chilometro iniziale in 1.17,7, si mantiene nettamente in testa intanto Van Helsing Font, Zarevic Blessed sempre all'esterno di Václav Lux, mentre in coda c'è Victor Trio, 3/4 di miglio completati, siamo a metà gara, con leader sempre Van Helsing Font, Zarevic Blessed si limita a rimanere a lato di Václav Lux e Van Helsing Font si appresta così a percorrere un altro parziale abbastanza svelto, 14,6. Siamo sulla retta per il secondo passaggio davanti alle tribune. Al largo c'è anche Annie Pan che ha anticipato Victor Trio. Intanto un altro parziale in 14,4 per Van Helsing Font che sempre al comando all'attacco della penultima piegata. Zarevic Blessed si impegna ora per cercare di superare Václav Lux. Siamo a 600 dalla conclusione con Van Helsing Font per il momento inavvicinato. Zarevic Blessed prova ad impegnarsi a fondo ora sulla retta delle scuderie quando siamo a 500 dalla conclusione, avvicina il leader, paletto dei 400 metri finali superato con la frazione in 14,3, ma Zarevic si avvicina ugualmente. Zarevic va all'attacco di Van Helsing Font, lo appariglia completamente a 250 dal traguardo, i due in lotta al completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo, Zarevic Blessed insiste su Van Helsing Font, si avvantaggia a 100 dalla conclusione, Van Helsing non si dà ancora per vinto, ma Zarevic è passato ai 50 finali. Zarevic Blessed in grado di vincere agevolmente, secondo posto per Van Helsing Font, al terzo chiude Vasti di Poggio, 1,15,7, preso naturalmente dallo start sui 2460 metri, 29 di terzultimo quarto, 29 di penultimo quarto, 29,7 a chiudere. Van Helsing Font le ha provate tutte, ma Zarevic Blessed oggi era decisamente nella sua versione migliore. Intero percorso scoperto all'esterno per Roberto Vecchione, Holger Ehlert al training. Vincono questa prima corsa, la corsa maratona sui 2460 metri dell'Arcoveggio. Secondo posto per un ottimo Van Helsing Font, chiude al terzo Vasti di Poggio.
Numero 2 del pomeriggio, corsa che vede il cronometro a 55 secondi della partenza, cavalli di 4 anni, condizionata a 1600, battuta al volo con Giulio. Giulio, ben ritrovato. Sì, grazie. Guarda, battuta al volo, diciamo che Baltimora Lux secondo me è la cavalla più forte, certamente pista piccola e numero in seconda fila la condizionano sicuramente, anche perché davanti ci sono alcune cavalle, ricordiamo che questa è una prova sul miglio per femmine di 4 anni, c'è Beatrice San che sta andando forte, c'è Brenda Mail che è un'altra che potrebbe dire la sua in questa categoria, è il numero 1 e quindi ci sta sicuramente. E poi c'è Beverly Trio dietro, anche lei insomma sta correndo bene da tempo. È una corsa insomma non scontata in cui per me Baltimora Lux è la più forte, ma bisogna vedere appunto se vincesse sempre il più forte sarebbe tutto molto più semplice. Beh, chiaramente. Ti ascoltiamo per il campo, Giulio, Okay, grazie. benissimo. Seconda corsa, una prova riservata a femmine di 4 anni sul miglio, Brenda Mail, Brenda Pitts, Beatrice San, bellissima gara, Butterfly Horse, Blue Daisy Fox in prima fila, Bella Stella, Baltimora Lux, Bebida Fria e Beverly Trio in seconda. Pronostico che si contendono Baltimora Lux e Beatrice San, macchina che stacca, c'è stato subito l'errore di Brenda Pitts mentre si avvantaggia dall'esterno Blue Daisy Fox che supera in breve Butterfly Horse e conduce sulla piegata. Enrico Bellei velocissimo al via, ha portato Blue Daisy Fox in vantaggio, intanto c'è stato l'errore anche di Baltimora Lux che era una delle più attese. E così, dopo 200 metri in 14,9, la situazione vede in vantaggio Blue Daisy Fox, numero 6, in seconda posizione si mantiene Brenda Pitts, mentre all'esterno c'è la progressione di Beverly Trio. Dopo 500 metri di gara Beverly Trio perviene a ridosso di Blue Daisy Fox, in terza posizione lungo la corda Beatrice San, mentre per corsie esterne si impegna anche Bebida Fria. Sì. Tanto i primi 600 di gara in 45,9, 15,4 in curva, con Blue Daisy Fox che continua a comandare. In corsia esterna c'è Beverly Trio lungo. Intanto l'errore anche di Brenda Mail dopo 750 metri di gara. In seconda posizione rimane Butterfly Horse, mentre all'esterno si impegna sempre Beverly Trio quando siamo a poco più di 600 dalla conclusione. Il chilometro di Blue Daisy se ne va in 1,15,5. Insiste Beverly Trio coraggiosamente all'esterno della leader. Lungo la corda c'è sempre Butterfly Horse, le altre faticano a progredire. L'attacco deciso ora di Beverly Trio che al paletto dei 400 metri finali appariglia praticamente completamente la battistrada. Blue Daisy Fox, i due continuano in lotta a 300 dalla conclusione. Riguadagna qualcosa lungo la corda Blue Daisy Fox, insiste però Beverly Trio, cerca di spostare anche Beatrice San anticipando bellissima gara, retta d'arrivo. Blue Daisy Fox ha guadagnato su Beverly Trio che si getta di galoppo. All'inseguimento vediamo Beatrice San, finale con Blue Daisy Fox che si difende fin sul palo e vince, mentre per il terzo Butterfly Horse ha ragione degli avversari, fra i quali sbaglia anche bellissima gara. 1,14,5 il ragguaglio conclusivo. Enrico Bellei in percorso di testa, 31 a chiudere. Andiamo a rivedere le fasi finali. Bel primo piano per Blue Daisy Fox che non era sicuramente fra le più attese, ma in percorso di testa ha fatto valere il vantaggio tattico. Il secondo posto per una Beatrice San che sgabbia tardivamente dalla terza posizione, finisce però molto bene al secondo posto, mentre al terzo chiude Butterfly Horse.
a parlare del filly e siamo con Holger Ehlert che ci presenta Sherry Witt, cavalla che noi conosciamo bene, che era qua in Romagna, adesso è già da un po' le tue dipendenze. Holger ha fatto 2 o 3 corse direi molto belle. Dici un po' te come vedi il Gran Premio di oggi. Sì, allora l'ultima cosa, il cavallo corsa sempre bene, sempre brutti numeri, oggi prima volta primo fila da me, visto prima il cavallo partito forte, spero anche oggi di andare oggi in testa. Spero anche di vincere. Chi sono gli avversari che temi di più magari per lei? Ma chi molto bene, Cadillac Griff, che parte anche molto forte, poi Cellini di Cele e poi chi fa sempre il numero Crystal Pax. No, Pan. Chi cosa Firenze molto bene. Queste sono secondo me le battute. Grazie Holger. Grazie a voi. Nell'ultimo periodo non proprio al massimo. Giulio. Ciao Giulio, buon pomeriggio. Sì, ciao Valerio, ciao Pierfrancesco. Ma direi di sì, avete detto tutto voi. L'ultima di Blasco Reale è decisamente positiva, vince in maniera molto convincente e del resto aveva corso bene anche la volta prima a Bologna. È un cavallo in crescita, un cavallo che sta trovando una sua dimensione, quindi soggetto sicuramente da stimare. Con il numero 2, poi lui è un partitore, sa partire, quindi sarà sicuramente da seguire. E l'avversario, come dicevate voi, è Becoming, che però qualche volta sbaglia, non è un cavallo affidabilissimo, in pista piccola vedremo come si comporta. E poi c'è come terzo incomodo probabilmente Borderline Pax, numero 1, ultimamente non ha fatto granché a dire la verità, però come categoria diciamo è il terzo cavallo del campo. Gli altri mi sembra che facciano fatica. Intanto vi dico che sono sferrati completamente sia Blasco Real che Becoming, nonché Baltimora Trio e Byron di Poggio, quindi quasi tutti 4 su 6. Vedremo la pista cosa dirà. Comunque io, se dovessi esprimere un parere, dico Blasco Real mi ha impressionato l'ultima volta e io starei con l'allievo di Enrico Bellei. Perfetto, grazie Giulio, ti lasciamo andare in cronaca. Okay. Terza corsa dall'Arcoveggio, ancora cavalli di 4 anni, c'è il ritiro di Bolero di Poggio, 6 concorrenti al via, Borderline Pax, Blasco Real, Brigidel, Becoming, Baltimora Trio in prima fila, Byron di Poggio in seconda. Blasco Real e Becoming, i 2 più attesi, numeri 2 e 4 dello schieramento, macchina che accelera. Sbaglia Blasco Real ed è Becoming che va velocissimo al comando, aveva sbagliato anche Borderline Pax, così esce di scena quello che era forse il più... Sbaglia anche Becoming una volta al comando e così è Brigidella che si ritrova in testa nei confronti di Baltimora Trio e Byron di Poggio. Primi 200 in 15,7, colpo di scena, l'errore di Blasco Real prima dello stacco, poi quello di Becoming all'attacco della piegata, quando era al comando aveva sbagliato anche Borderline Pax, quindi 3 più seguiti praticamente. E vediamo quindi al comando dopo 400 metri in 31,9, tranquillamente Brigidella nei confronti di Baltimora Trio e Byron di Poggio. Tanto se ne vanno anche i primi 600 di gara in 48,4, ha decisamente rallentato il ritmo la battistrada, sono rimasti praticamente in 3 in corsa. Davanti alle tribune non cambia nulla, in fila indiana Brigidella continua a trascinarsi Baltimora Trio e Byron di Poggio, mentre insegue Borderline Pax che ora si ricongiunge. E
con il rallentamento imposto dalla leader ha potuto recuperare il terreno perso. Ricordiamo che aveva sbagliato prima dello stacco borderline Pax e quindi non è in corso nei rigori della giuria. Ora cerca di farsi luce all'esterno, va su Brigidella che ovviamente ha cambiato marcia quando siamo a 500 dalla conclusione, ora al paletto dei 400, il parziale in 14,3, sposta dalla corda intanto anche Byron Di Poggio che va direttamente in schiena a borderline Pax quando siamo a metà della curva conclusiva. Allunga Brigidella, si trascina sempre Baltimora Trio, mentre Borderline Pax non riesce per il momento ad essere minaccioso, si trascina Byron Di Poggio, retta d'arrivo, Brigidella entra al comando, nella sua scia c'è Baltimora Trio che prova a sprintare, ma Brigidella nel finale controlla per vincere agevolmente, secondo posto per Baltimora Trio, al terzo Byron Di Poggio, 1:16,1 con 28,3 a chiudere, praticamente l'unico vero parziale della corsa. L'ha effettuato negli ultimi 400 metri. Brigidella che Antonio Di Nardo porta al successo in percorso di testa. Rivediamo le fasi finali con Brigidella che controlla agevolmente la situazione, stacca anzi su Baltimora Trio che l'aveva seguita fin dal via ed è seconda. Al terzo chiude Byron Di Poggio. Antonio Di Nardo, Ettore Vairani per Roberto Stancari. Bene, siamo pronti per la premiazione. Amici di Casa Insieme, Antonio, un breve commento su questa vittoria, intanto complimenti, e quindi lascio subito a te la parola, un commento tecnico su questa vittoria. No, la cavalla diciamo che ha corso bene, è stata pure fortunato sull'errore di Becoming e quello di Bellei allo stacco della macchina, sicché dopo ce la siamo giocati davanti e la cavalla ha risposto bene. Bene, ti ringrazio. Intanto chiedo alle ragazze dell'Associazione Amici di Casa Insieme di consegnare ufficialmente il trofeo al vincitore, poi passiamo ovviamente la parola all'assessora del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo. Intanto l'applauso per Antonio Di Nardo. Lascerei subito la parola appunto all'assessora. Ricordiamo, assessora del Comune di Cesena, i servizi per le persone e le famiglie. Oggi è questa corsa dedicata appunto alla solidarietà, abbiamo coniugato sport e solidarietà, quindi due parole da parte sua e anche l'impegno del Comune di Cesena. Grazie,
Sì, prego. Grazie, vorrei ringraziare tantissimo Hypo Group. In questo caso proprio si verifica come l'unione faccia la forza, sport, cultura sociale, è un grande connubio insomma, quindi in questo caso risultiamo tutti vincitori. Il vincitore ovviamente della corsa l'abbiamo visto, però risultiamo tutti vincitori, in particolare il ringraziamento enorme dell'amministrazione comunale di Cesena. Hypo Group va perché ha avuto questa attenzione grande a una realtà importante del nostro territorio che durante il Covid ha sofferto, soprattutto le persone che beneficiano delle azioni di Amici di Casa Insieme hanno sofferto, e adesso c'è tanto da fare, quindi grazie di cuore per questo insperato, mai scontato aiuto che arriva al territorio. Bene, la ringrazio per il suo intervento. Adesso passerei subito la parola a Maria Giovanna Bonasso, psicologa. Ricordiamo anche il progetto Mai Soli, progetto a cui è abbinato il Gentleman for Life 2021. Nello specifico di che progetto si tratta e anche l'assistenza che voi fate, ricordiamo, alle persone malate di Alzheimer o demenza in generale. Sì. Allora, il nostro progetto consiste nell'andare a casa di tante persone con demenza e quindi a casa anche delle loro famiglie per portare un po' di sollievo, per portare vicinanza e per impegnare le persone in attività che stimolano anche la memoria e le altre capacità cognitive, ma soprattutto quello che cerchiamo di fare è di farli sentire meno soli, perché ecco, come diceva l'assessore, questo periodo è stato molto faticoso per tante persone anziane, e il nostro progetto arriva anche laddove il territorio è più scoperto, perché l'associazione opera anche non solo a Cesena ma anche nei territori insomma più lontani dei comuni della vallata, quindi ci sono anziani che vivono proprio in campagna o in montagna, anche lontani, isolati proprio anche fisicamente e lontani dal centro urbano, quindi insomma grazie al contributo di Hypo Group il progetto andrà avanti e siamo molto contenti proprio del vostro supporto, ecco. Grazie, e adesso cedo la parola a Roberta Osti, fundraiser e curatrice della comunicazione, se non sbaglio, proprio di Amici di Casa Insieme Onlus. Chiedo due parole ovviamente sull'associazione. Sì, buonasera a tutti. Prima cosa volevo ringraziare veramente Hypo Group e il Gentleman, perché in questo anno passato e quest'anno tuttora in corso la raccolta fondi, io mi occupo direttamente della raccolta fondi ed è stato un anno veramente complicato, in assenza di eventi. Questo in realtà per noi è il primo evento dopo un anno e mezzo e quindi per noi è veramente importante questa collaborazione che ci è venuta insperatamente in realtà, e quindi per noi è stato veramente un respiro di sollievo. Quindi sì, noi ci occupiamo dal 2009 di assistenza, prevenzione e ricerca Alzheimer nel territorio di Cesena, nel comprensorio, quindi Cesena e tutta la Valle del Savio. Quindi, come diceva Maria Giovanna, raggiungiamo anche zone non tantissimo servite in questo senso, quindi per noi riuscire a portare avanti e aumentare sempre di più le ore di assistenza per queste persone direttamente a casa, per gli anziani, molto importante in questo momento. Quindi ringraziamo veramente tanto e speriamo che continui a lungo questa collaborazione che per noi è preziosa. Grazie, complimenti davvero per la vostra attività. Chiedo l'ultima cosa anche per conoscervi, avere maggiori informazioni, avete il sito se non sbaglio anche. Sì, infatti, non lo volevo dire, ma grazie che mi hai dato l'assist. Per le donazioni, per sapere delle nostre attività c'è il nostro sito www.amicidicaseinsieme.it, i nostri social Instagram e Facebook Amici di Casa Insieme. Se volete donare, capire cosa facciamo, contattarci, ci sono tutti i contatti e le possibilità anche di donare, quindi grazie per l'occasione. Io ringrazio voi per essere intervenute, per il momento è tutto.
Altro protagonista del filly delle femmine è Collier, è stata fortunata, la figlia di Marajà ha preso l'1, Mario, e viene secondo me da una discreta corsa ad Aversa. Sì, una cavalla la prima volta che affrontava un po' la categoria impegnativa e si è mostrata subito ai loro livelli. Prima parte di gara all'esterno, poi ho dovuto fare un passaggio in terza, veramente rispose bene e se l'ultima non sono costretto a rallentare, che la lascio sul passo, può anche piazzarsi meglio. Oggi come la vedi? Oggi bene, la cavalla la vedo ancora in progresso, nei lavori ha risposto bene, col numero 1 diciamo fiducia di prendere un buon piazzamento. Chi è la tua favorita? Ma diciamo col ritiro di Cashbank Bigi le vedo un po' tutte sullo stesso piano, siamo molto un po' legati tutti allo schema di corsa. Io non nascondo che se riesco ad andare davanti farei anche un pensiero di correre davanti. Perfetto, grazie Mario. A voi, buona giornata. Vortici d'amore il secondo cofavorito. E adesso abbiamo Giulio Luppi che ci andrà a esaminare questa quarta corsa riservata ai gentleman. Giulio? Sì, guarda, Vortice d'amore è un cavallo che sta andando fortissimo, ha il numero 5 però e deve scontrarsi contro il cavallo che viene inquadrato in questo momento, Uragano del Pino, che da quanto dicono anche le quote fisse, evidentemente è intenzionato a correre al comando, come era poi anche presumibile, ma bisogna vedere quindi cosa deciderà di fare Vortice d'amore. Se Uragano corre in testa, ovviamente per Vortice la cosa si fa abbastanza duretta, perché Uragano del Pino è un cavallo che davanti si esprime su livelli decisamente buoni ed è in forma. Tutto dipende probabilmente da questo piccolo rebus, insomma, anche se è probabile, come dicevo, che Uragano del Pino decida di correre in testa. Degli altri, ma direi che Zosca Etual abbiamo visto sgambare bene anche, però da dietro secondo me conta meno, conta una cavalla che conta in testa. E poi ci sono Urbe del Ronco e Assia Luis che godono di buona posizione per andare eventualmente subito di rincalzo, come anche Silverado Lux. Corrono tra l'altro sferrati completamente sia Urbe del Ronco che Silverado Lux. Non ho nominato Zumba Piz perché col 6 mi sembra che abbia un compito quasi impossibile, improbo, insomma. Sono quasi tutti partitori quelli della prima fila, quindi non sarà semplice riuscire a trovare una posizione, anche se corre da programma sferrata completamente anche Zumba Piz. Staremo a vedere, io ripeto, Vortice d'amore per me sta andando fortissimo, oggi però a Bologna per il momento di favoriti ne sono arrivati pochi e quindi vediamo. Uragano del Pino è a quota fissa il cavallo più atteso, quindi è presumibile il match comunque fra Uragano e Vortice. Perfetto Giulio, allora ti lasciamo andare in cronaca, grazie. Quarta corsa è un miglio riservato ai gentleman, non corre Wisconsin Vol numero 7. Lo schieramento 1 Urbe del Ronco, 2 Uragano del Pino, 3 Assia Luis, 4 Silverado Lux, 5 Vortice d'amore, 6 Zumba Piz, seconda linea 8 Zosca Etual. In chiusura Uragano del Pino e Vortice d'amore i due più attesi. Ancora un centinaio di metri allo stacco. Al via Uragano del Pino veloce, ma è veloce anche Silverado Lux che cerca di sorprenderlo, veloce all'esterno anche Zumba Piz, poi Vortice d'amore, si è avvantaggiato intanto Silverado Lux, si è accodato in seconda posizione Uragano del Pino, all'esterno c'è Vortice d'amore.
insieme a Zumba Piz. Zumba Piz insiste, ma rimane per il momento in terza ruota perché Vortice d'Amore rientra con la curva e poi ora sulla retta delle scuderie. Rimane ancora in terza Zumba Piz, se ne vanno 400 metri particolarmente veloci in 28,9, Silverado in vantaggio, Uragano del Pino in seconda posizione, all'esterno c'è Vortice d'Amore con in terza ruota Zumba Piz, prende la via del largo anche Zosca Etoile, lungo la corda invece c'è Urbe del Ronco. Se ne vanno i 600 in 44,3. Vortice d'Amore all'esterno di Uragano del Pino, avvicina ora Silverado Lux che cerca di rallentare dopo il primo strappo violento. Gli 800 se ne vanno comunque in 58,9, ancora 14,6 davanti alle tribune. In seconda posizione si mantiene Uragano del Pino. Corsa dura per Vortice invece all'esterno fin dalle prime battute, il chilometro completato dalla testa in 1,14,6. Uragano del Pino in seconda posizione, Vortice d'Amore all'esterno, poi Urbe del Ronco lungo la corda, a largo anche Zosca Etoile, poi Assia Luis che chiude, cede intanto e poi sbaglia Vortice d'Amore, mentre Uragano del Pino si appresta già a spostare all'esterno all'attacco della curva finale, va su Silverado Lux, costretto nuovamente ad accelerare. Uragano del Pino attacca e copre interamente Silverado Lux all'ingresso in addirittura d'arrivo, ultimi 150 di gara con Uragano del Pino che si avvantaggia a centropista. Uragano del Pino si stacca nel finale, vince contro Silverado Lux, mentre per il terzo sul palo è il numero 8 Zosca Etoile che ha ragione degli avversari. 1,14 netto il ragguaglio conclusivo, 29,2 a chiudere. Patrick Romano con Uragano del Pino a segno. Silverado Lux al comando, ha cercato di difendersi fino all'ingresso in retta, ma Uragano del Pino ovviamente coperto in corda per tutto il percorso ha potuto sfruttare le sue migliori energie nel finale per venire a vincere anche piuttosto nettamente. Il successo per Uragano del Pino, Nicola Bortolotti al training e Patrick Romano in sediolo, scuderia Rafa Pat. L'edizione 2021 del Gran Premio Italia avrà, come qualche mese fa, le due divisioni per genere. Cominciamo la disamina del pomeriggio con il Gran Premio Italia riservato alle femmine. 2060 metri da percorrere, 10 le cavalle al via, i ritiri di Camellia Griff e di Cashbank Bigi ancora per quanto riguarda l'allieva del team Gocciadoro ancora nella giornata del venerdì. Apre diciamo così, apre a svariate letture dal punto di vista tattico per quanto riguarda il pronostico di questa corsa. C'è Céline di Celle che ha dalla propria un ruolino di marcia assolutamente incoraggiante. Eric Bondo l'affida a Santo Mollo, mentre Credit Cash AS acquisisce credito grazie anche a un numero molto favorevole. Sherry Witt è soggetto da seguire con grande attenzione, così come Collier. Tra le inquiline della seconda fila una particolare attenzione va riservata a Crystal Pan e, perché no, anche a Share e K, team Baroncini in grande forma con Andrea Farolfi che coltiva sempre un grosso feeling con gli allievi dell'allenatore milanese. Passiamo alla leg maschile
di fatto una prima fila che accentra verso sé il pronostico, con Colosseus reduce dalla vittoria di Aversa, una splendida realizzazione di Sabatino Di Vincenzo, Carlo Magno Desi, splendido vincitore proprio qui sulla pista una settimana or sono, e Croizeros che fa confidenza, proverà la confidenza con Pietro Gubellini, il suo nuovo catch, e poi perché non riservare qualche attenzione anche a Cash Fass che cambia ferratura, mentre tra gli inquilini della seconda fila intriga la presenza di Canto dei Venti con Antonio Greppi. Il cavallo parte fortissimo e quindi la seconda fila ne inficia leggermente le chance, ma appare soggetto in grado di poter recitare la propria anche in futuro e anche in ottica gruppi 1.
Pino e Patrick Romano vincono il trofeo Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna. Beh, Patrick, ovviamente un commento su questa bella vittoria, erano diversi i cavalli attesi, quindi lascio a te ovviamente la parola per un commento un po' più tecnico di questa vittoria e questa prestazione del cavallo. Buongiorno a tutti, grazie. Sì, era una corsa con molti cavalli in corsa per la vittoria, quindi le evenienze tattiche erano fondamentali. Io sono riuscito a rimanere secondo in corda, poi ho avuto la destra libera gli ultimi 4, il cavallo era bene in mano, quindi abbiamo vinto bene, facile, quindi i miei complimenti vanno all'allenatore, a Nicola e a Lorenzo Bortolotti, perché questo cavallo lo tengono veramente in grande condizione, per cui diciamo che oggi ho beneficiato del loro lavoro, ma il merito è loro, che il cavallo era veramente pronto. Bene, grazie, complimenti a te ovviamente a tutto il team. Do anche il benvenuto al dottor Marco Migliorini, presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, che ringrazio per essere qui, e poi oggi è presente anche la dottoressa Valentina Buosi, consigliere giovane del Consiglio Direttivo di Croce Rossa Italiana, e anche Teodora Tersini, ispettrice infermiere volontaria. Cedo subito la parola al presidente. Come detto, ben trovati, ricordiamo il fine benefico di questa bella iniziativa e anche che ieri è stata la giornata della Croce Rossa mondiale. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie a Hippo Group che ci è sempre molto vicino in tutte le nostre iniziative e la ringrazio per aver ricordato che ieri l'8 maggio è stata la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Come sapete, Croce Rossa è un'associazione organizzata su base internazionale ed è presente in oltre 190 paesi al mondo, è l'organizzazione di volontariato più presente al mondo. Noi abbiamo l'orgoglio qua a Bologna di aver partecipato, ma non come noi come Croce Rossa, ma come cittadinanza, come realtà bolognese, di aver partecipato subito a quest'idea che è nata nel 1864 a Ginevra, e possiamo dire che, come è stata festeggiata ieri la giornata mondiale di Croce Rossa, noi 3 giorni fa abbiamo festeggiato il 155esimo anniversario della fondazione del Comitato di Croce Rossa a Bologna, quindi vuol dire che a Bologna subito c'è stato un terreno molto fertile e di senso di solidarietà per accogliere queste idee che venivano di solidarietà universale indipendentemente dalle divisioni politiche, religiose, razziali. Croce Rossa, il suo principio è quello di aiutare tutti ovunque ci sia qualcuno che ha bisogno. Quindi l'aiuto anche che Hippo Group ci dà tutti gli anni con la sua presenza. In quest'anno abbiamo questo obiettivo di acquistare ulteriori attrezzature per i mezzi di soccorso, in particolare per l'elisoccorso, e quindi noi che dire, grazie al vincitore di questa gara che ci onora di portare il nostro simbolo e quindi ci fa veramente mascherina. Molto piacere, perfetto, sì, anche i finimenti del cavallo devono essere quindi, esatto, brandizzati. Niente, grazie veramente a tutti, un grazie lo dico a tutti, lo dico al nostro personale volontario e dipendente, perché sul territorio bolognese abbiamo ben 1400 volontari, oltre 100 dipendenti presenti in maniera capillare su tutto il territorio. È un impegno che noi riusciamo a portare avanti perché c'è chi ci è vicino. Grazie, la Croce Rossa è di tutti ed è per tutti. Grazie, complimenti ovviamente per il vostro impegno. Ringrazio nuovamente il presidente Marco Migliorini, Teodora Tersini, ricordo ispettrice infermiere volontaria di Croce Rossa Italiana Bologna, e la dottoressa Valentina Buosi, consigliere giovane del Consiglio Direttivo Croce Rossa di Bologna. Grazie, e per ora dalla postazione delle premiazioni è tutto. Grazie.
Un'altra protagonista del Gran Premio Italia Femmine è Cadillac Griff, cavalla molto veloce, cavalla che sta correndo bene. Sono con Davide Di Stefano che la guiderà. Davide, come vedi la cavalla e come la vedi in corsa? Ma la cavalla, l'ultima non ha corso al 100% delle sue possibilità, però nonostante ciò corre bene e fa il suo record personale sul miglio. Oggi proviamo pista piccola, però la compagnia mi sembra alla sua portata. All'arma della partenza proveremo ad andare davanti, poi... Te la giocherai davanti nel caso, vedrai al momento. Vediamo al momento, ma con Lucio ancora dobbiamo decidere. Sgambiamo la cavalla e vediamo com'è. Però mi ha detto che la cavalla dopo il lavoro è rimasta abbastanza bene. Quindi fiducia? Sì, abbastanza. Grazie Davide. Grazie a voi. Presentiamo i cavalli del Gran Premio Italia Femmine, trofeo Villa Erbosa, metri 2060, numero 1 Collier, Mario Minopoli Junior, signor Oscar Coppola, numero 2 Cherie Witt, Roberto Vecchione, scuderia Jumping, numero 3 Credit Cash AS, Vincenzo Luongo, signora Anna Zappella, numero 4 Cadillac Griff, Davide Di Stefano, allevamento Il Grifone, società agricola, numero 5 Céline Dicelle, Santo Mollo, scuderia Wave, numero 6 Cocomil, Roberto Andreghetti, scuderia Bivans, numero 8 Cher e K, Andrea Farolfi, signor Lucio Zucchetti, numero 9 Crystal Pan,
Manuel Baccalini, scuderia Fox, numero 10 Calypso Rock, Filippo Rocca, scuderia Sant'Eusebio, numero 11 Candy Oro Fass, Antonio Di Nardo, scuderia Sa Fra Sas. Pochi istanti dunque alla partenza del Gran Premio Italia Femmine. Premio Italia divisione femminile, ci sarà poi quella maschile alla 7ª corsa per la prima volta sul doppio chilometro. Ancora una manciata di secondi alla partenza. Ricordiamo, non corre Camellia Griff, non corre Cashbank Bigi, record femminile della generazione. Cavalli intanto chiamate alla partenza, completamente sferrate Collier, Credit Cash AS, Selin di Celle, Share K. Da dichiarazione, sferrata agli anteriori Cadillac Griff, ma è il momento del Gran Premio Italia Femmine. Autostart che si avvia. Numero 1 Collier, 2 Sherivit, 3 Credit Cash AS, 4 Cadillac Griff, 5 Selin di Celle, 6 Cocomil, seconda linea 8 Share K, 9 Crystal Pan, 10 Calypso Rock, 11 Candy Oro Fass. Pronostico apertissimo con Sherivit, Cadillac Griff, Selin di Celle, Crystal Pan fra le più attese, macchina intanto che comincia ad accelerare e lascia andare le concorrenti. C'è subito l'errore di Cocomil e poi l'errore anche di Cadillac Griff, e così in partenza è Collier che rientra a Credit Cash che si impegna ancora all'esterno, mentre più indietro Selin di Celle prova a superare Sherivit. Credit Cash insiste su Collier, si avvantaggia dopo i primi 250 metri, intanto 14,3 per i 200 iniziali, arriva Selin di Celle, va decisa l'attacco di Credit Cash AS, 400 iniziali in 28,7, Selin di Celle ottiene strada ed è quindi la leader sulla seconda piegata. Terza posizione per Collier, c'è stata spesa comunque in questi primi 400 metri di gara. In quarta posizione vediamo Sherivit, intanto i 600 in 43,8, 15,1 la frazione in curva. Primo strappo piuttosto violento per assumere il comando da parte di Selin di Celle, che ora cerca di moderare l'andatura e completa il giro iniziale in 59,3, mentre dalle retrovie non tarda a progredire Crystal Pan, una delle più attese. Crystal Pan raggiunge il sediolo, poi copre interamente Credit Cash che è in seconda posizione e raggiunge il Salchi di Selin di Celle. Intanto il chilometro se n'è dato in 1,14,9 con Selin di Celle leader nei confronti di Credit Cash. All'esterno si impegna Crystal Pan, seguita nell'azione da Sherivit che ha lasciato la corda per anticipare Candy Oro Fass. Più indietro c'è Cocomil rimesso. Intanto un parziale in 15,9, ora ha cercato di graduare decisamente Santo Mollo in sediolo a Selin di Celle per allungare nuovamente sulla retta delle scuderie quando cerca di intensificare i propri sforzi Crystal Pan, mentre cala Credit Cash AS a traguardo lontano. Insiste invece Crystal Pan all'attacco di Selin di Celle. Crystal Pan su Selin di Celle tende ad avvantaggiarsi a 350 dalla conclusione, è seguita nell'azione da Share K. Più indietro Sherivit, poi ancora Collier e al largo di tutti Candy Oro Fass, retta d'arrivo, lo sprint a centropista di Share K.
Shere K si avvantaggia nel finale, Shere K viene a dominare il Gran Premio Italia femminile, Andrea Farolfi in sediolo, il secondo posto è ancora per Céline Dicelle davanti a Sherivit, 1:15:3 ragguaglio conclusivo, la vittoria per Shere K, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, per il signor Lucio Zucchetti. Rivediamo l'arrivo, non c'è storia in dirittura con Shere K che si isola in avanti una ventina di metri abbondanti sulle rivali. Per il secondo prevale ancora Céline Dicelle, numero 5, davanti al numero 2 Sherivit. 8-5-2 recita l'arrivo dell'Italia divisione femmine. Come vedete sul traguardo, la vittoria per Shere K, 13 a quota fissa, Andrea Farolfi in sediolo, Mauro Baroncini al training.
Bene, si sta svolgendo la premiazione del Gran Premio Italia Femmine, trofeo Villa Erbosa. Complimenti al vincitore Andrea Farolfi, che vince appunto questa corsa riservata alle femmine con Cher e K. Adesso possiamo proseguire con la premiazione ufficiale. C'è in premiazione il presidente di Ippogruppo Cesenate Massimo Antoniacci, Cristian Dell'Aquila per Snap, che ha appena consegnato il premio, e anche il prof Antonio Costa, delegato ANACT regionale per l'Emilia, e anche Sofia Baldi, che rappresenta il sindacato italiano allenatori e guidatori. Quindi prego, proseguiamo con la consegna ufficiale dei premi e poi a breve sentiremo i protagonisti e i vincitori. In premiazione dopo verrà anche Walter Cesaron per un commento tecnico di questa edizione del Gran Premio Italia Femmine. Complimenti, adesso chiedo ad Andrea Farolfi gentilmente insieme all'allenatore di commentare questo successo. Cher K forse era un po' un'incognita al numero, però la forma c'era, e complimenti anche al team. Quindi Andrea, partiamo subito da te, commentiamo questa vittoria, questa prestazione di Cher K. Ma la cavalla noi ci credevamo sempre, anche Mauro. Abbiamo avuto un po' di sfortuna nel sorteggio dei numeri perché siamo andati ad Aversa col 6, però è una cavalla che noi ci crediamo molto. Oggi a partire hanno litigato un pochino, dopo la cavalla gli ultimi 8 ha risposto benissimo. Mauro dopo della sgambatura mi aveva detto: Andrea, cavalla è bellissima, credici, e aveva ragione lui. Abbiamo visto grandissima fiducia. Un commento ovviamente anche all'allenatore, al quale rinnovo i miei complimenti. Mauro, chiedo un commento tecnico anche da parte tua di questa prestazione. Grazie intanto per i complimenti. La cavalla ha usufruito sicuramente di un percorso agevole, perché davanti hanno speso parecchio, e 2000 metri chiaramente, quando ci sono quei parziali iniziali, poi alla fine si pagano. Lei non aveva partecipato a quella bagarre. Quando è venuta via gli ultimi 600 metri ho visto che avevamo molto da spendere, e infatti la Calla ha vinto proprio bene. Si rifà un po' delle ultime 2 prestazioni, dove sia ad Aversa che a Firenze era stata per un motivo o per un altro sfortunata e non aveva potuto esprimersi. Bene, vi ringrazio, complimenti ancora. Direi di fare le ultime foto di rito con il driver e l'allenatore, quindi complimenti ancora ad Andrea Farolfi e Mauro Baroncini per questo successo di Cher e K. Adesso chiederei anche a Walter Cesaron, responsabile dell'ufficio
Premio Italia Femmine. Siamo con Walter Cesaron, responsabile dell'ufficio tecnico di Hippo Group. Walter, chiedo anche a te un commento tecnico di questa edizione 2021 del Gran Premio Italia Femmine, ricordiamo. Sì, molto semplicemente è una premessa. La premessa è quella che la vittoria di Sherry Cup rappresenta un po' il coronamento della prima parte del lavoro che Mauro Baroncini e il suo team hanno svolto con questi cavalli nati nel 2018. Diciamo che è ancora anche presto, molto presto, prima di stilare gerarchie e ancora capire chi può godere della leadership di questa generazione. Resta una prestazione di una cavalla molto seria in corsa. Resta là anche la consapevolezza che, ripeto, molte di queste cavalle ancora non hanno espresso il loro potenziale. Chi ha strappato molto nelle fasi iniziali ha pagato nelle fasi più importanti, nelle fasi topiche della corsa stessa. Alla fine chi è rimasta è Céline Dicelle, che ha comunque mantenuto il podio. Resta ancora molta strada da fare per questa generazione prima di poter stilare delle gerarchie, ribadisco, e capire chi potrà essere un fattore in chiave gruppo 1. Grazie. Bene, ringrazio Walter Cesaron. Adesso lanciamo l'intervista di sabato di Vincenzo realizzata da Giovanni Ghirardini. Parliamo ora del Gran Premio Italia versione maschi. Siamo con Sabatino Di Vincenzo, che è reduce dalla vittoria dello stabile con Colosseus, correndo davanti. Anche oggi direi che il numero è buono. Dici un po' del cavallo e come vedi la corsa. Buongiorno a tutti. La corsa la vedo che facciamo partenza e vediamo un po' dopo 400 metri come si gira, dai. Lui ovviamente correrà bene anche di spunto, ma chi sono quelli che temi un po' di più, che saranno i tuoi avversari per la vittoria? Io temo un po' il 2 e il 3. Per il resto va bene così. Ok, grazie Sabatino. Grazie a voi.
Italia maschi, ovviamente Carlo Magno Desi. Sono qui col suo allenatore Mauro Baroncini, che ci parla del cavallo e come vede la corsa. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Carlo Magno sta bene, abbiamo corso qui una settimana fa, anche perché sinceramente non sapevo se sarebbe rientrato o meno nei 12. Poi fortunatamente siamo rientrati, il cavallo ha preso bene la corsa di domenica scorsa e di conseguenza affrontiamo con fiducia, chiaramente anche dato il numero, l'impegno. La distanza nessun problema ovviamente. No, assolutamente, non credo proprio, non cambia niente, 1.000 o 2.000 metri. Avversari, chi pensi che possono essere per lui? Ha vinto bene Colosseus ad Aversa, Corozeros è un cavallo che sicuramente è adatto alla distanza, assolutamente. Cralgido è un po' condannato dal numero, perché ha un numero 6 scomodo, però è un cavallo che aveva corso molto bene a Firenze. Mentre quelli in seconda fila sinceramente li vedo un po' handicappati rispetto a quelli in prima fila. Corsa a trazione anteriore. Grazie Mauro. Grazie a voi. Grazie mille.
istanti alla partenza della sesta corsa dall'Arcoveggio, una categoria AB. Trofeo Mario Rivara. Miglio con ritiri di Tamure Rocche e Aramis e K, restano 6. Questo è lo schieramento: 1 All Mail, 2 Vistamar, 3 Vandalo Joe, 5 Zefiro Gual, 6 Verdon WF, seconda linea, 8 Vincero Gar. Vandalo Joe più atteso insieme a Vincero Gar. Macchina che va via in progressione, veloce dall'esterno, è Zefiro Gual che sorprende tutti e passa a condurre in poche battute nei confronti di All Mail. Rimane all'esterno Vandalo Joe, si accoda invece Vistamar. Più indietro Vincero Gar insieme a Verdon WF. In vantaggio dunque Zefiro Gual dopo 200 metri in 14,2. All'esterno è Vandalo Joe che copre All Mail in seconda posizione, poi gli altri a seguire nelle identiche posizioni. 400 iniziali in 28,4, fa capire le proprie intenzioni Antonio Greppi, che continua ad andare via di lena sulla seconda piegata. A un paio di lunghezze segue All Mail con all'esterno Vandalo Joe. All'esterno si impegna intanto anche Vincero Gar. I primi 600 in 43 secchi, andatura decisamente veloce per questo primo segmento di gara. Il mezzo miglio iniziale in 57,2, ancora un 14,2 davanti alle tribune. A questo punto deve venire via Vincero Gar per superare Vandalo Joe che non lo porta avanti. Scatenato in testa intanto Zefiro Gual, completa un chilometro iniziale in 1:11,7. Vincero Gar si ingamba ora all'esterno di All Mail, ma ovviamente ha speso per arrivare dov'è, per raggiungere i fianchi di Zefiro Gual che si difende al paletto dei 400 metri finali, la frazione in 14,3. L'impressione però che Vincero Gar abbia buona energia in serbo da mettere in campo e Vincerò passa già a metà dell'ultima curva, si avvantaggia lungo la corda, prende margine Vincero Gar e in arrivo si distacca. Vincero Gar nel finale allunga ancora per concludere isolato in avanti. La lotta è solo per le migliori piazze. Zefiro Gual si difende fin sul palo da tutti i tentativi di All Mail. 1:11,4 il ragguaglio conclusivo con un triplo 28,8 per gli ultimi tre quarti dopo un 28,4 di partenza. Il successo nettissimo per Vincero Gar, che Pietro Gubellini porta a una notevole prestazione, nonostante percorso esterno per gran parte della gara. Vincero Gar vince davvero in maniera autorevole. Pietro Gubellini in sediolo e al training per la scuderia Infinity Castadiva.
credo che non ci sia vincitore, senza nulla togliere agli altri, più centrato, perché Pietro era un grande beniamino per Mario. Mario guardava i Gran Premi sempre e tifava Pietro, quindi, e la Rita lo sa bene, quindi oggi è stata veramente una bella soddisfazione. Parlare di Mario Rivara è complicato, oppure molto semplice. È stato un grande professionista, un grande guidatore, io credo uno dei primi, se non il primo, catch driver. Ha guidato per scuderie le più importanti d'Italia e ha vinto tutto. Devo dire che ci manca. Grazie Mario. Grazie Michele e grazie ovviamente anche a Rita per essere qui con noi oggi in questa giornata così importante. Per il momento è tutto, ti chiedo se vuoi solo aggiungere qualcosa. Vorrei ringraziare la società per questa corsa, per questo premio dedicato a Mario e sono contenta che abbia vinto Pietro. Grazie, bene, per il momento è tutto.
parte Crono e K, vedo difficile un loro esperimento per la vittoria. Ma sentiamo Giulio che poi ha visto pure le sgambature. Giulio? Sì. Guarda, abbiamo prima l'intervista da mandare di Antonio Greppi e Giuseppe Lombardo Junior. Prego la regia di mandare in onda. Ok, bene, le Altri due protagonisti del Gran Premio Italia maschi, due toscani, Giuseppe Lombardo e Antonio Greppi. Cominciamo da Giuseppe che guida Ceres Prav, numero 8. Cosa ci dici, Giuseppe? Ma Ceres Prav è un cavallo da corsa, ci vuole un po' di fortuna in partenza, perché davanti sono 3 cavalli svelti, sai, sono corse un po' caotiche. Secondo me se dovesse avere quel po' di fortuna e rimanere a tiro, un piazzamento alla sua portata. Ok, grazie Giuseppe. Passiamo a Antonio, Canto dei Venti. A Modena abbiamo visto Antonio è venuta un po' dura. Come lo vedi oggi? Anche tu sei in seconda fila, ovviamente. La vedo dura anche oggi perché siamo sempre in seconda fila. Lui tra l'altro deve superare il primo ostacolo e che non ama la sabbia e quindi ha sempre corso in prima fila per questo motivo. L'altro giorno è stato abbastanza bravo, mi ha messo un po' in difficoltà, poi sono dovuto venire via subito, che a quel punto lo guidi meglio scoperto, però 2000 metri di fuori in pista piccola a questi cavalli non è che si può regalare più di tanto. Spero che faccia il bravo anche oggi, se poi mi riesce di correre dopo sicuramente va meglio. L'altro giorno stava correndo molto bene e mi ha fatto una difesa, non l'ho stappato, perché ho preso il guida in mano per stapparlo e lì si è proprio fermato, invece ero ancora convinto di un compenso di poterlo prendere. Vediamo, speriamo ci sia una corsa abbastanza mossa se rimango dietro e se invece riesco a sfilare o sono costretto a sfilare scoperto e nelle prime posizioni, speriamo si vada piano e almeno si conserva un po' di benzina per il finale. Ok, grazie Antonio, grazie a entrambi. Allora Giulio. Guarda, dovremmo avere anche un'altra intervista, mi dice la Geria, con Massimo Compagno, la regia. Lo ascoltiamo. Ancora Gran Premio Italia maschi, un altro dei cavalli più attesi è Croizeros, sono con Massimo Compagno, il suo allenatore. Cosa ci dici del tuo cavallo, Massimo? Innanzitutto buongiorno a tutti, il cavallo è in ordine, sta bene, l'altro giorno a Modena sfortunatamente ha sbagliato, si era dato un colpo in un ginocchio, però una cosa leggera, siamo riusciti a recuperarlo per oggi. Dopo la rottura Giampaolo aveva fatto 10 chilometro, il cavallo è in ordine, oggi il numero è buono, sarà difficile andare davanti perché ci sono 2 grossi partitori, l'1 e 2, ma io penso che il mio possa correre bene, anche perché gira di fuori, sa fare un po' tutto, diciamo. Per cui sono molto fiducioso del cavallo. Ok, piena fiducia di Massimo Compagno, grazie Massimo. Grazie a voi, arrivederci. Sì, dunque, abbiamo sentito allora le interviste anche con Massimo Compagno. Io devo parlare velocemente perché devo andare a fare la presentazione della corsa, quindi vi do soltanto 2 informazioni sulle sgambature. Hanno sgambato bene, secondo me, Colosseus, anche Carlo Magno Desi che ha fatto una prima uscita, ha fatto 4-5 giri di pista dietro a Corleone Fi, poi anche Croizeros mi è piaciuto, particolarmente incisiva mi è parsa la sgambatura di Cavour Griff. Per il resto niente da segnalare. Il pronostico naturalmente è legato molto allo svolgimento e a quello che succederà in partenza. Io vi devo lasciare perché devo fare la presentazione del Gran Premio. Bene, grazie Giulio, e allora continuiamo a seguire le false partenze con Cash Pass seguito da Canto dei Venti. Presentazione del Gran Premio Italia Maschi, trofeo gruppo San Donato, doppio chilometro. Sono in 12 al via. Numero 1 Colosseus, Sabato Di Vincenzo, signora Francesca Gargiulo. Numero 2 Carlo Magno Desi, Andrea Farolfi, signor Antonio Monghini. Numero 3 Croizeros, Pietro Gubellini, signor Mauro Prospero. Numero 4 Cash Fass, Antonio Di Nardo, scuderia Safra Sass. Numero 5 Coco Giambo ADV, Mario Minopoli Junior, Società Allevamento Team Minopoli. Numero 6 Cralgido SM,
Enrico Bellei, il signor Vezzani, numero 7 Corsaro Nero Font, Giampaolo Minnucci, il signor Giuseppe Mangione, numero 8 Canto dei Venti Antonio Greppi, scuderia Balbalbero, numero 9 Ceres Prav Giuseppe Lombardo Junior, scuderia Unlimited, numero 10 Crono K Federico Esposito, scuderia Armando Topo, numero 11 Cavour Griff Roberto Vecchione, allevamento Far, numero 12 Corleone Fi Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata, scuderia Evam Racing Trotter. Ancora 30 secondi alla partenza del Gran Premio Italia, divisione maschile, ovviamente sul doppio chilometro anche questo per la prima volta. Il Gran Premio Italia si disputa sul doppio chilometro. E c'è un favorito, nel numero 2 Carlo Magno Desi, Andrea Farolfi in sediolo, il record della generazione con la misura di 1,12, ottenuta un mese e mezzo fa a Torino. Alternativa principale Croiseros e Colosseus. Macchina che si mette in movimento. Gran Premio Italia Maschi, trofeo gruppo San Donato, 2060 metri, 12 al via, 1 Colosseus, 2 Carlo Magno Desi, 3 Croiseros, 4 Cashfas, 5 Coco Jumbo ADV, 6 Cralgido SM, seconda linea, 7 Corsaro Nero Font, 8 Canto dei Venti, 9 Ceres Prav, 10 Crono e K, 11 Cavour Griff, 12 Corleone Fi. 150 metri allo stacco della macchina, in prima fila leggermente discosto Cralgido SM, intanto in partenza c'è lo stacco veloce, mentre ha sbagliato Croizeros, lo stacco veloce di Coco Jumbo ADV che però si getta di galoppo, e così è Carlo Magno Desi che conquista in breve il comando nei confronti di Colosseus. La squalifica anche per Coco Jumbo, che era stato il più svelto in avvio, 14,4 i primi 200 metri di gara, con Carlo Magno Desi che conduce. In seconda posizione c'è Colosseus, 2 fra i più attesi, in terza c'è Cralgido SM che ha colto ottimo avvio dall'esterno, poi sempre lungo la corda Corsaro Nero Font, Canto dei Venti, all'esterno invece Cavour Griff che si trova nella scomoda posizione scoperta al largo. Se ne vanno i primi 400 in 30 netto, al comando 45,9 per i primi 600, cerca di moderare l'andatura Andrea Farolfi con Carlo Magno Desi, ha in schiena Colosseus che è probabilmente l'avversario principale. 800 metri intanto completati nell'ordine dell'1 minuto e 7 decimi, si va ora veramente piano nonostante un 14,8 di parziale, ma ovviamente a questo punto nessuno si fa luce e Andrea Farolfi ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo di gara. Intanto se ne va il primo chilometro in 1:15,8, in seconda posizione sempre Colosseus, mentre all'esterno fatica a progredire Cavour Griff che, scoperto fin dalle prime battute, ovviamente aspetta tempi migliori per progredire. Intanto c'è la terza ruota per Crono e K che viene via a 700 dalla conclusione. Cavour Griff intanto è al sediolo di Colosseus, 600 alla conclusione con Carlo Magno Desi che conduce. Intanto lo squalifica per Corsaro Nero Fonte, siamo a poco più di 500 dal palo e ora non ha ancora accelerato Carlo Magno Desi e Colosseus accenna per un attimo a venire via, poi torna sotto, non c'è nessuno tra l'altro all'esterno che si fa luce, corsa fin qui decisamente lineare, al limite della monotonia, con Carlo Magno Desi in vantaggio, Colosseus in seconda posizione, nessuno degli altri riesce a farsi luce, in terza rimane Cralgido SM, ultimi 200 metri di gara con Carlo Magno Desi, ora sì lanciato in piena accelerazione, 14,3 la curva e ora allunga ancora Carlo Magno Desi che viene a concludere vincitore per il raddoppio di Andrea Farolfi, Mauro Baroncini. Il secondo posto è per Colosseus, mentre sprinta bene al terzo Canto dei Venti che piega Cralgido SM, 1:14,1, c'è stato 29,2 per il penultimo quarto e 28,6 per l'ultimo.
E tanto è bastato a Carlo Magno Desi per vincere nettamente su Colosseus, che si conferma a sua volta novità fra i 3 anni. E al terzo posto Canto dei Venti, che non se n'è persa una delle ultime 3, e qui riesce ancora ad essere protagonista, battendo nel finale Cralgido SM, ma la vittoria e il doppio in giornata strepitoso per Andrea Farolfi e Mauro Baroncini, che portano al successo nel filly, nelle femmine, Shere K, e ora Carlo Magno Desi, favorito e recorder della generazione, con un sicuro e convincente percorso di testa. Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, per il signor Antonio Monghini.
Bene, si sta svolgendo la premiazione del Gran Premio Italia Maschi, trofeo Gruppo San Donato. Il vincitore è Andrea Farolfi con Carlo Magno Desi. Ovviamente adesso procediamo con la premiazione ufficiale. Vediamo Cristian Dell'Aquila che consegna il premio per Snap. Sono presenti in premiazione anche il prof Antonio Costa, delegato ANACT regionale per l'Emilia, il vicepresidente di Ippogroup Cesenate Michele Canali, il presidente Massimo Antoniacci e Sofia Baldi che rappresenta oggi il sindacato italiano allenatori e guidatori. Quindi come sempre lasciamo le operazioni e le foto di rito per la premiazione. Vediamo ovviamente il team e i proprietari ricevere i premi. Tra qualche istante ovviamente sentiremo i protagonisti e anche il vicepresidente di Ippogroup Michele Canali. Bene, siamo con il vincitore del Gran Premio Italia Maschi, Andrea Farolfi. Doppio per te, ottieni questo successo con Carlo Magno Desi. Sicuramente era uno dei cavalli un po' più promettenti, un po' più attesi, ma lascio a te subito la parola. Parliamo prima di questa corsa dal punto di vista tecnico e poi ricordiamo anche il binomio fra te e Mauro Baroncini, che avete presentato veramente due cavalli in ottimo stato oggi. Diciamo che intanto i complimenti, partiamo dal fondo, intanto i complimenti vanno a Mauro perché è lui che lavora tutte le mattine e che mi dà la possibilità di far bella figura in pista con questi cavalli qua. La collaborazione c'è da tanto tempo, ci troviamo bene, io mi trovo molto bene con lui, spero lui tanto con me e i risultati poi vengono grazie del suo lavoro, merito del suo lavoro. Tornando a Carlo Magno Desi, settimana scorsa l'hanno visto tutti, è corso qua in previsione di questa corsa, è un cavallo che se si tiene tranquillo è molto semplice, sa partire, sa fare un po' tutto, poi noi ancora corriamo, lui è molto puledro, corre ancora coi ferri da riposo, cioè è un cavallo che ci crediamo veramente tanto. Giustamente oggi la corsa l'avete vista tutti, è andato davanti e dopo la corsa è venuta molto semplice. Bene, ti ringrazio, complimenti. Adesso chiederei anche a Walter Cesaron, come sempre, un commento di questa giornata, o meglio del Gran Premio che abbiamo appena visto. Andiamo proprio anche con te dal punto di vista tecnico.
Sì, ribadisco quello che è stato detto in occasione della premiazione, successivamente alla premiazione del Filli, e cioè che è stato premiato il lavoro di un allenatore che da qualche decennio sforna campioni. È ancora presto per sapere che se i vincitori di oggi saranno tali. Carlo Magno Desi però ha dimostrato di essere, al di là di qualche problemuccio di carattere così giovanile, speriamo, ha dimostrato di avere tutte le qualità per poter emergere, e direi che forse i maschi oggi hanno dimostrato alcune individualità sulle quali è il caso di contare rispetto a quanto non abbiano mostrato le femmine, perché anche il cavallo di Salvato Di Vincenzo è un cavallo estremamente duttile, regolare, e che a numeri favorevoli può dire la propria. E poi, ripeto, siamo a maggio di una stagione ancora tutta ancora in divenire, e quindi avremo modo di trovare anche altri avversari a un cavallo che comunque ha già una certezza. Ecco, tutto qui. Bene, ringrazio come sempre Walter Cesaron per i suoi contributi. Adesso chiedo anche al vicepresidente di Ippogruppo Michele Canali di raggiungerci. Michele, commentiamo anche questa giornata, abbiamo visto i Gran Premi, ma è stata anche una giornata all'insegna della solidarietà, quindi farei un bilancio completo di questa bella giornata di corse. Sì, senti, io credo che sia stata una giornata splendida, sia sotto il profilo del tempo che ci ha premiato con un bellissimo sole, sia sotto il profilo sportivo agonistico. Hanno vinto due cavalli veramente tosti, promettenti, quest'ultimo mi ha impressionato veramente. Come ha detto prima Andrea, l'avevo visto domenica con qualche problema, oggi è stato impiegato dietro a un altro cavallo, è partito come una bomba e ha fatto vedere quello che vale. Abbiamo avuto, come spesso ci capita, cercare di abbinare le corse con la solidarietà che abbiamo avuto con la Croce Rossa, che ci è venuta a trovare anche quest'anno e che ci tornerà a trovare in altre occasioni, e con gli amici di Casa Insieme che si occupano degli anziani che in questo Covid hanno subito veramente tanto. Quindi direi che il bilancio è stato ottimo e vi do appuntamento al 2 di giugno per il Gran Premio della Repubblica. Grazie a tutti. Bene, ringrazio molto il vicepresidente di Ippogruppo Michele Canali e anche Andrea Farolfi per essere rimasto con noi. Quindi dalla postazione delle premiazioni è tutto, linea alla regia. Grazie Andrea, ciao.
essere tra Avenida di Ruggi, questa femmina da Yankee Slide che attraversa un ottimo periodo, secondo in 13,4, l'ultima a Follonica, in precedenza prima in 3,7 su 2200 sempre a Follonia in una categoria S. Abbiamo Giulio, Pier Francesco. Sì, Giulio. dunque, sì, ma Avenida di Ruggi mi sembra la cavalla adesso più netta del giorno, dire così, sembra semplicistico, però mi sembra una cavalla che in questa categoria ci sta tanto, anche perché sta correndo molto bene e penso che se non ha problemi con i nastri oggi penso che abbia sicuramente primissima chance con quota davvero risicata. La vediamo inquadrata in questo momento bene con Enrico Bellei. Trovare un avversario, guarda, al primo nastro direi che è dura, perché ci sono cavalli che possono sicuramente correre discretamente ma non competere secondo me con Avenida di Ruggi. Forse un avversario potrebbe essere Tildemati, perché è una cavalla abituata a questo tipo di corse, specialista delle prove con i nastri, ha un bel numero 5 esterno, quindi che le permetterà di convergere bene verso l'interno, e poi forse Taiga Jet, visto che Guyan de Litton non sembra insomma, nel suo miglior momento. Quindi direi favori netti per Avenida di Ruggi, eventuale riserva Tildemati, sorpresa Taiga Jet. Bene, grazie Giulio. Grazie Giulio, buona Grazie serata. a voi, Buona ciao, alla serata prossima. a te. Ciao a voi. Allora, invece qual è la... Chiude il pomeriggio bolognese con un altro handicap, questa volta sul doppio chilometro, 3 al start, Simia Spritz, Dara Prad, Achillea Jet, 5 al secondo nastro, 2 TC CSM, Taiga Jet, Guyan de Litton, Avenida di Ruggi, Tildemati. Linea allo starter. Primo segnale annullato.
Questa volta è buono il segnale con tentativo di Achillea Jet di assumere il comando, rientra però bene Zara Prad che costringe l'avversario ad accodarsi in seconda posizione, cosa che accade dopo 100 metri di gara. In vantaggio dunque Zara Prad su Achillea Jet, poi gli altri tutti in fila indiana. Completamento dei primi 200 di gara in 15,4, in vantaggio Zara Prad, in seconda posizione c'è Achillea Jet, mentre all'esterno ora avanza Taiga Jet, partiti invece con ritardo Avenida di Ruggi che insegue una quarantina di metri, e ora passa in vantaggio Taiga Jet che ottiene il via libera da Zara Prad ed è quindi nuovo leader Taiga Jet e Antonio Di Nardo, che vanno a completare i primi 600 di gara in 46,5, ovviamente da tarare perché Taiga Jet partiva al secondo nastro. Situazione tattica invariata a questo punto, la mossa di Enrico Bellei con Avenida di Ruggi. Avenida di Ruggi progredisce dopo un giro in 1-2-6. Si porta a ridosso di Zara Prad in seconda posizione, mentre in testa c'è sempre Taiga Jet che si appresta a chiudere il primo chilometro in 1:17,9. Avenida di Ruggi, che ha perso molto terreno in partenza, ricordiamo, è comunque progredita ora nel giro finale. Ora cerca di avvicinare Taiga Jet, può accodarsi nella sua scia per riprendere fiato, intanto sposta anche Achillea Jet che va su Zara Prad, raggiungendola e poi superandola al paletto dei 600 metri finali. Cerca di farsi luce anche Tilde Mati, intanto mantiene in testa Taiga Jet nei confronti di Avenida di Ruggi, 500 al palo, Taiga Jet, Avenida di Ruggi, poi Achillea Jet, paletto dei 400 finali, il parziale in 14,9, piena accelerazione ora per Taiga Jet, Avenida di Ruggi non è bella di meccanica, Enrico Bellei la riprende al volo. Completamento della piegata con Taiga Jet in fuga, Avenida di Ruggi che si impegna nuovamente per cercare di avvicinarla, ma Taiga Jet ha 2 di margine all'ingresso in retta d'arrivo e nel finale si difende ancora da Avenida di Ruggi che si deve accontentare anche di meccanica. Vittoria per Taiga Jet, secondo posto per Avenida di Ruggi, al terzo chiude Tilde Mati. 1:16,3 da tarare con 29,4 a chiudere, bella affermazione per Taiga Jet. In sediolo Antonio Di Nardo per il training di Giuseppe Citarella. Andiamo a rivedere le fasi finali. Taiga Jet che chiude la partita, secondo posto per Avenida di Ruggi, al terzo Tilde Mati, 5, 7, 8, l'ordine d'arrivo della ottava e conclusiva corsa dall'Arcoveggio. È tutto per questo convegno di corse da Giulio Luppi, la buonasera e l'appuntamento a giovedì prossimo.